Benvenuti, oggi è martedì 17 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:23. La luna si leva a mezzanotte e 16 e cala alle 11:28. Il santo del giorno è Ranieri di Pisa. Ranieri viene da un nome germanico composto da due parole che si traducono come consiglio ed esercito, quindi il suo significato è mente dell'esercito. La giornata mondiale della lotta alla desertificazione è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e si celebra ogni 17 giugno. Il suo scopo è quello di far conoscere nuovi modi per prevenire la desertificazione, promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul degrado del suolo, l'approvvigionamento di cibo e acqua, la tutela delle biodiversità e la sicurezza delle popolazioni messe a rischio da questo fenomeno. Compie oggi 89 anni l'inglese Ken Loach, il regista dei poveri e degli operai. In tutti i suoi film ha sempre difeso i lavoratori maltrattati e sottopagati. Tra i tanti riconoscimenti, 2 palme d'oro al Festival di Cannes per Il vento che accarezza l'erba e Io, Daniel Blake. È un po' più giovane l'ex ciclista belga Eddy Merckx, autentica leggenda dello sport. Per lui gli anni oggi sono 80. Soprannominato il cannibale per la sua fame di successi, è il corridore più vincente della storia del ciclismo ed è considerato da molti il più forte di tutti i tempi. 5 i Tour de France che si è aggiudicato, sempre lottando con il rivale italiano Felice Gimondi. Infine, buon compleanno all'attore statunitense Greg Kinnear, che festeggia 62 anni. È diventato famoso grazie al remake di Sabrina, ma lo ricordiamo anche come rivale sentimentale di Tom Hanks nel film C'è posta per te. È sepolto nel cimitero degli uomini illustri di Catania, accanto alle tombe di Giovanni Verga e di Angelo Musco. E la sua morte, a distanza di 80 anni, fa ancora discutere. Antonio Canepa, professore a Catania e partigiano antifascista, è passato alla storia come fondatore dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia. Era il braccio armato di Andrea Finocchiaro, Aprile, e venne ucciso a Randazzo il 17 giugno del 1945 in un conflitto a fuoco. Sapete che la transizione liquido-vapore può avvenire in modo discontinuo? Per transizione si intende il passaggio di un materiale da uno stato ad un altro. In questo caso l'esempio più lampante è la pentola piena d'acqua posizionata sui fornelli. Quando riscaldiamo l'acqua nella pentola, la temperatura resta fissata a 100 gradi finché tutta l'acqua non è evaporata. Quindi la trasformazione non avverrà in modo continuo, ma è come se restasse bloccata ad una certa temperatura. Questa energia, necessaria per trasformare l'acqua liquida in vapore, si chiama calore latente. Buon martedì ai 12. Oggi la Luna entra in Pesci e si oppone a Marte, che è assolutamente in cuspide tra Leone e Vergine. Un po' di tensione nello zodiaco, vediamo come. Ariete, il vostro Marte oggi è con la Luna opposta e con Urano che rende tutto un po' più elettrico e nervoso. Cercate quindi di non essere troppo avventati nei giudizi o nelle risposte. Toro, i bisticci planetari riguardano anche voi, proprio perché Urano è alla fine dei vostri gradi e proprio non va d'accordo con Marte. Neanche la presenza di Venere riuscirà oggi a placare tutta una serie di tensioni, spese e impreviste in arrivo. Gemelli, la vostra giornata oggi vede proprio il Sole entrare nel stesso conflitto in cui Giove già si è lanciato con Saturno e Nettuno in Ariete. Iniziano queste quadrature che tenderanno però a chiarire molte cose intorno a voi e a dare comunque all'ambito legale una certa forma. Cancro,
la giornata di oggi vede comunque anche su di voi, grazie a Giove, l'influsso un po' limitativo di Saturno e di Nettuno, quindi poco spazio alla fantasia, c'è un'obbligatorietà di spese e soprattutto di fare attenzione a tutto quello che sono gli affari familiari e patrimoniali. Leone, la giornata oggi sembra segnata da Marte che viene bombardato dalla Luna e da Urano proprio nell'ultimo dei vostri gradi. E sembra quasi che incontrerete comunque un ostacolo assolutamente arginabile, ma non per questo sopporterete meno lo stativo, state calmi. Vergine, Marte sta per arrivare, si sente già una certa tensione intorno a voi. La Luna in opposizione, peraltro, vi farà valutare che non è il caso di entrare in conflitto tra le parti, quindi osservate, ma proferite solo se interpellati. Bilancia, una giornata oggi che vede un po' di bisticci planetari intorno a voi, anche voi alle prese con un caos che seppure non vi tocca direttamente vi impedisce di comunicare bene con le persone che avete intorno, soprattutto al lavoro. Quindi aspettate il momento giusto e se è il caso rimandate tatticamente. Scorpione, la giornata oggi sembra essere molto caotica, soprattutto per i pianeti che vengono coinvolti nelle quadrature e nelle opposizioni. Oggi, infatti, sarete saggi se vi fiderete comunque di un amico con cui parlerete di una serie di dinamiche. Puntate pure sui colleghi, non sono certo dei nemici. Sagittario, la vostra giornata si apre con una luna di quadratura e la luna in pesci, Marte ancora sembra non mollare nella vostra volontà di chiarire alcune cose su cui avete dubbi, non siate troppo paranoici. Capricorno, una giornata oggi che vede un po' un caos planetario anche per voi, è proprio Saturno che, bombardato dal Sole e da Giove, dovrà ridimensionare un po' con le proprie aspettative, soprattutto in ambito di carriera e lavoro. Pazientate. Acquario, la Luna è uscita dai vostri gradi e Marte sta per uscire. È vero che c'è una certa tensione, ma le ampiezze di grado fanno in modo che non si riversino proprio su di voi. Intanto, saggiamente, Plutone è l'unico che riesce a dialogare bene con Urano, Saturno e Nettuno. Plutone è nei vostri gradi, per cui riuscirà a volgere qualunque tipo di difficoltà al meglio. Pesci, Luna oggi nei vostri gradi opposta a Marte, una luna di tensione, una luna di scontro, una luna che fin dalla mattina vi creerà un po' di problemi, quindi non badateci troppo e soprattutto non arrabbiatevi, non sono segnali del destino, è solo una giornata in cui Marte ha deciso di farvi un po' di sgambetti. È considerata la partita del secolo scorso e chi l'ha vista non l'ha mai dimenticata. Erano le 16 del 17 giugno 1970, quando Italia e Germania Ovest sono scese in campo a Città del Messico per la semifinale del campionato del mondo di calcio. Conclusi i tempi regolamentari sull'1-1, le due squadre hanno dato vita ai più spettacolari supplementari della storia, fino al 4-3 di Gianni Rivera dopo una formidabile azione corale. Peccato che in finale l'Italia sia stata battuta 4-1 dal Brasile di Pelé. Pull someone's leg. Tradotta alla lettera sarebbe tirare la gamba di qualcuno. Significa prendere in giro qualcuno, cercare di ingannarlo o, come diremmo noi, prenderlo per i fondelli. Quindi la prossima volta che volete prendervi gioco di qualcuno, ricordate di tirargli la gamba. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è un vero e proprio genio dei media, Orson Welles. Tutto ebbe inizio con un'idea folle, La guerra dei mondi. Una trasmissione radiofonica così coinvolgente da scatenare il panico negli Stati Uniti, facendo credere alla popolazione che una vera invasione marziana stesse accadendo sulla Terra.
Orson ha dimostrato al mondo intero il potere dei mezzi di massa. Da quel momento è stato catapultato nell'Olimpo di Hollywood, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del cinema. Film come Quarto Potere e La signora di Shanghai sono diventati vere e proprie pietre miliari nella storia del cinema, dando vita a personaggi che sono un riflesso della sua anima tormentata. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che smette di esistere. Quindi non rinunciate mai ai vostri sogni, custoditeli con amore e portateli sempre chiari in mente durante la vostra giornata, che inizierà sempre alla grande con una nuova puntata dell'Almanacco. A domani, buona giornata dalla vostra Martina.